Grazie mille al Presidente Bellotti. E ora entriamo nel vivo di questa giornata. Parliamo di transizione digitale per imprese di turismo e di commercio. Le imprese che operano in questa filiera e che fanno riferimento a CNA Emilia Romagna arrivano circa 7.000 strutture, se pensiamo a bar e ristoranti, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere, la nautica, l'artigianato artistico, tutte le attività commerciali, il trasporto persone, insomma cerchiamo davvero di lavorare mettendo insieme la filiera. Da un lato abbiamo il turismo, ripartito dopo la pandemia, con dati davvero molto incoraggianti e che nonostante insomma il 2023 è stato un anno complicato se pensiamo all'alluvione e alle guerre, comunque i dati sono sono stati superiori a quelli del 2022, ma sicuramente il mondo dal 2019 è cambiato tanto e di conseguenza anche gli stili di consumo dei visitatori, dei consumatori. Sicuramente grande attenzione va al digitale, alla sostenibilità, ad esperienze molto personalizzate e non di massa. Dall'altro lato abbiamo il commercio, un settore già in grande sofferenza prima della pandemia che continua a confrontarsi con chiusure e l'abitudine sempre crescente all'acquisto online. Il minimo comune denominatore fra questi settori è il mondo del digitale. È fondamentale quindi capire quali sono i diversi trend innovativi che possono aiutare per rilanciare questi settori e essere all'altezza di una competizione internazionale, ma soprattutto di riuscire a soddisfare le esigenze dei consumatori. Per affrontare queste tematiche e riportare gli obiettivi di transizione digitale e di innovazione per le imprese di turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna, chiamo sul palco insieme a me il presidente di CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna, Roberto Masi, che porrà per noi alcune domande all'assessore regionale Mobilità, Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio, Andrea Corsini. E ringrazio Roberto che mi sta raggiungendo e che ogni anno insomma, ci tiene tantissimo all'organizzazione di questa iniziativa. Come vedete l'assessore non è qui con noi, ma lascio a Roberto poi svelare il perché e come comunque insomma, ci ha tenuto anche lui a garantirci una modalità per essere comunque qui a darci le risposte ai quesiti che gli avevamo posto. Quindi lascio a te il palco. Guarda se... Basso, sentite? Sì. Allora, come ha detto Elisa, vedete che l'assessore non è fisicamente con noi e ci dirà lui stesso il perché, ma ha voluto comunque rispondere alle nostre domande come fosse presente oggi. Buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Purtroppo quest'anno non sono presente alla vostra bella iniziativa Digital Way. Ringrazio naturalmente la CNA per l'invito, ma purtroppo sono dovuto andare con la Giunta e col Presidente Bonaccini nelle zone alluvionate per fare il punto della situazione con i presidenti delle province, i sindaci dei territori sulla fase di emergenza e di ricostruzione del post alluvione, però insomma ci tenevo comunque a essere presente anche se da remoto per portare un contributo alle vostre domande, alle vostre sollecitazioni che mi farete appunto nella giornata di oggi durante il vostro convegno. Allora, quindi parlando di toccare il futuro è importante capire cosa sta facendo la nostra regione per supportare le imprese, le imprese del settore in questo percorso. Parliamo di innovazione, nuove tecnologie, dati e digitale. Abbiamo cercato di capire con l'assessore cosa farà la regione per aiutare le imprese di turismo e commercio e a far parte di questo futuro. Ci sono diversi grandi eventi in programma nella nostra regione, soprattutto legati allo sport, ma non solo, che tra l'altro la regione sta promuovendo anche in diverse fiere internazionali, sicuramente utili per richiamare tanti turisti dall'Italia, ma anche dall'estero. Dobbiamo farci trovare pronti, come sempre.
con città, borghi vivaci ed attrattivi, centri storici belli organizzati e accoglienti, con strutture ricettive in grado di soddisfare le esigenze dei turisti. In particolare parliamo del bando dedicato alle imprese del commercio, cui aspettiamo l'uscita. Abbiamo perciò chiesto all'assessore di dirci qualcosa in merito. Direi che ormai siamo a punto, abbiamo dovuto ragionare su alcuni aspetti appunto di questo bando, sui criteri, stiamo però definendo anche le ultime cose perché sono bandi che noi facciamo con le risorse del POR FESR, quindi devono sottostare a tutta una serie di regole imposte dall'Unione Europea rispetto appunto a queste risorse, ai beneficiari, alla modalità con cui si presentano i progetti, però ecco, stiamo definendo anche gli ultimi dettagli e poi siamo pronti per presentare il bando nel tavolo della TRI, nel tavolo delle imprese, delle associazioni di imprese, per poi pubblicarlo il prima possibile. Vi confermo che sarà un bando che complessivamente stanzierà 18 milioni di euro per le imprese appunto del commercio e i pubblici esercizi, per interventi di riqualificazione delle imprese, delle piccole imprese, naturalmente, perché qui ci rivolgiamo ai negozi di vicinato, ci rivolgiamo al commercio ambulante, ci rivolgiamo appunto ai bar e ai ristoranti e quindi a tutti i pubblici esercizi della nostra regione. Io credo che sia appunto un intervento molto importante, certamente non risolutivo delle difficoltà e anche della crisi che il commercio sta attraversando da ormai più di 10 anni. Devo dire che in Emilia-Romagna il saldo fra le imprese nate e le imprese purtroppo decedute, nel senso che appunto hanno chiuso definitivamente le saracinesche, è negativo, ma meno negativo di altre regioni. Questo non è naturalmente un dato che ci deve consolare, però è giusto evidenziarlo. Noi vogliamo mettere in campo tutta una serie di azioni, di leve, che saranno poi contenute fra l'altro anche nei decreti attuativi della legge sull'economia urbana, appunto consapevoli di non avere la bacchetta magica, ma per dare appunto un sostegno concreto e importante alle piccole imprese che sono l'ossatura fondamentale delle nostre città, di tutte le nostre città, quelle grandi ma anche quelle più piccole. Siccome le notizie si susseguono a forte velocità in questo momento su questa cosa, io passerei nuovamente la parola ad Elisa per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Sì, grazie Roberto. Due anticipazioni, perché nel frattempo è arrivata la bozza del bando e vi posso dire che dovrebbe andare in giunta nel giro di qualche giorno, e quindi le domande di questo bando sarà possibile presentarle indicativamente da metà aprile a metà maggio. Diciamo, i beneficiari li ha detti l'assessore, quindi imprese del commercio al dettaglio in sede fissa, su aree pubbliche, discoteche, attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. Si parla di un contributo a fondo perduto del 40%, ma con possibilità di avere degli incrementi del 5% per alcune tipologie di priorità, ad esempio essere nelle zone alluvionate, piuttosto che avere una rilevanza di componente femminile o giovanile, ma insomma ce ne sono anche delle altre. Quindi vi invito a ragionare fin da subito sui progetti, quindi quando avremo il bando approvato dalla Giunta, il bando definitivo, tutti i nostri territori saranno perfettamente in grado, insomma, di avere tutte le informazioni per aiutarvi e supportarvi a presentare questa progettazione, e insomma questo per invitarvi a seguire con un'attenzione particolare la giornata di oggi, perché visto che, come ci diceva anche l'assessore, fra gli interventi ammissibili ci sono anche interventi legati a investimenti in nuove tecnologie per innovare o ampliare la propria attività, magari oggi può essere utile per farvi venire qualche idea utile. Quindi vi daremo, insomma, tramite i nostri colleghi sul territorio, informazioni a breve, insomma, sull'approvazione di questo bando e la presentazione delle domande. Vai Roberto. Allora, ora parliamo della richiesta fatta alla Regione per i motivi che dicevo prima, quindi di farci trovare pronti come sempre, con anche strutture ricettive all'altezza delle richieste del mercato e della competizione internazionale. Quindi, dopo il bando rivolto alle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta dello scorso anno,
abbiamo chiesto all'assessore di dirci qualcosa su un'ipotesi di bando per innovare le strutture ricettive extra-alberghiere rimaste finora escluse. Confermo che nei programmi della Regione la stiamo valutando con molta attenzione. È naturalmente una cosa nuova, non ci sono neanche dei precedenti, almeno non li abbiamo trovati in altre regioni, e quindi saremo in questo caso la prima regione che fa un bando dedicato esclusivamente, diciamo, a quelle imprese che si occupano di affittare i propri appartamenti. Naturalmente stiamo parlando di imprese, non di strutture non imprenditoriali, però essendo appunto la prima volta che ci cimentiamo con questo tipo di bando, dobbiamo, come dire, fare degli approfondimenti per evitare che il bando non vada a premiare le imprese che fanno davvero degli affitti turistici, e quindi è necessario, come dire, un supplemento ulteriore di indagine rispetto alla proposta e al primo, come dire, monitoraggio che la CNE ha fatto e che ci ha inviato, perché appunto non vogliamo correre il rischio di finanziare la ristrutturazione di appartamenti che ad esempio poi vengono venduti. Quindi non vogliamo finanziare la speculazione, è una speculazione naturalmente legittima e buona, però non ha una finalità di carattere turistico, no? E quindi dovremmo inserire dei criteri, dei paletti, dei vincoli per evitare appunto di finanziare questo tipo di ristrutturazioni che non hanno nulla a che vedere, diciamo così, con la finalità che ci è stata proposta appunto dalla CNA. Quindi stiamo appunto facendo degli approfondimenti proprio per delimitare meglio il campo d'azione di questo bando, però confermo che la volontà politica della Giunta è quella di trovare appunto le risorse per fare un bando ad hoc per le strutture extra-alberghiere, quindi non gli alberghi, non i campeggi, non le strutture ricettive all'aria aperta, ma appunto gli affitti brevi, le case e appartamenti per vacanze. La difficoltà appunto nel costruire questo bando è dovuta proprio al fatto che, essendo la prima volta che lo facciamo, mentre con gli alberghi, diciamo, abbiamo un'esperienza ormai consolidata e quindi non è difficile, diciamo così, fare un bando e definire i criteri e i requisiti per un bando sugli alberghi. Servono le risorse, naturalmente 45 milioni li abbiamo messi, quindi questo è un dato politico molto importante. In questo caso dobbiamo, proprio dal punto di vista tecnico, fare un supplemento di indagine dal punto di vista appunto degli approfondimenti tecnici, appunto perché vogliamo che questo bando colga l'obiettivo che ci si è dati, cioè quello di sostenere quelle imprese che diversificano, diciamo così, come dire, le possibilità di ospitare i turisti anche in strutture che non sono quelle tradizionali degli alberghi, ma che sono anche quelle appunto degli appartamenti e degli affitti brevi, che sono indubbiamente una novità importante che si è affacciata nel mercato turistico negli ultimi anni, di cui dobbiamo tenere conto perché c'è una domanda non solo potenziale ma anche reale che va in quella direzione. Sì, diciamo che essendo un obiettivo della Giunta bisogna farlo entro la fine della legislatura. Parlando della nuova legge sull'economia urbana e delle opportunità di innovazione che ne deriveranno, abbiamo chiesto all'assessore Corsini di dirci qualcosa sulle delibere relative alle definizioni di hub urbani e di prossimità e la presentazione da parte loro di progetti. Sì, diciamo che anche su questo stiamo facendo un lavoro appunto di approfondimento e di studio per definire i criteri nelle delibere attuative con cui i comuni potranno presentare di concerto con le sezioni di categoria alla Regione i progetti e gli studi di fattibilità per la definizione degli hub urbani e degli hub di prossimità. Quindi noi contiamo, diciamo, che entro l'estate, quindi diciamo in primavera, per cui diciamo il tempo non è molto lungo davanti a noi, di uscire appunto con le delibere attuative per poi dare la possibilità ai comuni di presentare le proposte sulla base dei criteri che anche in questo caso naturalmente presenteremo in via preventiva alle associazioni di categoria, per poi dare la possibilità appunto ai comuni, di intesa con le associazioni, di presentare le proposte sugli hub. Noi vogliamo finanziare sia gli studi di fattibilità che la parte legata, diciamo, agli interventi di parte privata che dovranno essere, diciamo, determinati anche sulla base di una sorta di consorzio o comunque di associazioni temporanee di imprese che dovranno costituirsi all'interno appunto dei perimetri degli hub urbani fra tutte le imprese del commercio, dell'artigianato e dei servizi, appunto per sostenere la riqualificazione delle imprese e anche progetti, diciamo, di interesse pubblico legati appunto al contesto urbano in cui si insediano queste attività. Quindi
stiamo lavorando appunto per dare concretezza alla legge, perché oltre al bando di cui si parlava prima, quello appunto del commercio da 18 milioni di euro, c'è poi tutta la parte legata alle azioni previste dalla legge che saranno finanziate con circa 30 milioni nei prossimi 3 anni, quindi c'è anche una dotazione economica importante per sostenere appunto l'avvio della nuova legge. Allora, infine abbiamo chiesto all'assessore di chiudere questo intervento raccontandoci cos'altro sta facendo la Regione per la digitalizzazione delle imprese di turismo e commercio. Per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, che è una delle grandi questioni, diciamo, del nostro tempo, no? Insieme alla transizione ambientale, c'è naturalmente il tema della transizione digitale. Noi già nel 2022 abbiamo fatto un bando per 75 milioni di euro, sono in via di definizione proprio in questi giorni le assegnazioni alle imprese, piccole imprese che hanno beneficiato di queste risorse, 75 milioni di euro che hanno finanziato moltissimi progetti anche di imprese del commercio e dell'artigianato. Solo nel commercio mi pare siano una trentina le imprese che sono state premiate con circa 4 milioni e mezzo di contributi. Poi c'è la grande questione legata al progetto dei big data e del gemello digitale, progetto a cui sta lavorando APT Servizi con tutta una serie di collaborazioni anche di carattere universitario e di diversi centri di ricerca scientifica, oltre che di diversi privati che sono stati coinvolti appunto nell'elaborazione di questo progetto da 2 milioni di euro sul gemello digitale che è finanziato al 50% dalla Regione e al 50% dal Ministero del Turismo, che ha l'obiettivo di creare un osservatorio regionale che dovrà accumulare tutta una serie di dati che verranno naturalmente acquisiti da APT Servizi, dai principali fornitori che si occupano appunto di fornire dati di qualsiasi tipo, per costruire appunto un osservatorio che sarà un po' l'evoluzione del nostro osservatorio turistico regionale, però appunto con un'implementazione importante legata ai big data, quindi all'accumulo di dati che poi lavorati appunto dagli esperti che faranno parte del team di lavoro saranno messi a disposizione di tutti gli operatori privati, non solo del settore alberghiero ma anche del settore ad esempio della ristorazione, e che saranno appunto fondamentali per i privati per ad esempio definire le politiche di pricing, di prezzo, penso agli alberghi, no? C'è un grande tema appunto di come le politiche dei prezzi degli alberghi siano veicolate, siano soprattutto proposte alla clientela in modo tale da evitare delle distorsioni o comunque dei fenomeni di dumping o comunque di concorrenza sleale. Dall'altra parte dati che verranno messi a disposizione dei soggetti pubblici a partire dalla Regione che dovranno calibrare le politiche ad esempio di promozione sui mercati sulla base appunto di dati di carattere scientifico. Oggi noi facciamo naturalmente politiche di promozione e tante azioni di promozione, ma le facciamo più sulla base di dati empirici e non di dati scientifici elaborati appunto da un vero e proprio osservatorio, che da questo punto di vista sarà peraltro diciamo, inserito all'interno del grande progetto del Data Valley dell'Emilia Romagna, all'interno del Tecnopolo di Bologna, quindi c'è tutto un lavoro molto importante di carattere strutturale che va appunto nella direzione di mettere a disposizione dei privati, di chi sta sul mercato, appunto dati di carattere scientifico utili appunto per calibrare meglio le proposte e le politiche di promozione e di commercializzazione appunto nel settore del turismo ma anche del commercio, perché non si limita diciamo solo al turismo questo lavoro, a beneficiare diciamo solo le imprese del turismo, ma si allarga anche a una sfera di influenza molto più ampia. Grazie a Roberto Masi, grazie insomma, all'assessore Corsini che ci ha tenuto comunque a darci insomma, le risposte che gli avevamo fornito. Grazie a tutti.